Senta Presidente, in Veneto avete fatto l'accordo con la Lega un'altra volta, una Lega che sta giocando la partita, l'ha detto lei prima, con Matteo Salvini, è onnipresente in televisione, parla alla pancia della gente. Ecco, non c'è il rischio che Forza Italia si appiattisca sulla Lega, su Salvini e paghi un prezzo anche da un punto di vista elettorale molto alto? Ma io non credo che Forza Italia si sia mai appiattita sulla Lega. Noi abbiamo i nostri programmi, noi abbiamo i nostri valori, facciamo parte della grande famiglia della democrazia e libertà e della libertà in Europa, che è il Partito Popolare Europeo. Ne siamo una parte importante, autorevole, e i risultati che si sono visti anche recentemente in Europa dicono che non si vince con la destra e la destra estrema, ma si vince con il centro. Qual è la proposta che Forza Italia può rilanciare in questo momento e far dire il 31 maggio a un elettore: ma sì, io voto Forza Italia piuttosto che votare Salvini, piuttosto che votare la Moretti? Guardi, il programma di Forza Italia è l'unico capace di far uscire un paese da una crisi. Ed è molto semplice, l'equazione del benessere, che da Reagan in poi ha sempre funzionato, dovunque applicata, e dice meno tasse sulle famiglie, meno tasse sulle imprese, meno tasse sul lavoro. Questo produce più consumi delle famiglie, più produzione per le imprese, più posti di lavoro, e produce anche maggiori entrate nelle casse dell'erario, che così può aiutare i cittadini, le persone che sono rimaste indietro. Oggi il governo Renzi fa esattamente il contrario. Verrà in Veneto? Io purtroppo non ho ritenuto di fare la campagna elettorale, poi ho ceduto alle richieste dei vari nostri coordinatori regionali che chiedevano con insistenza una mia presenza. Quindi sono andato in Liguria per sostenere Toti, sono andato in Puglia e alla fine ho dovuto dire di sì anche a tutte le altre regioni. Quindi verrò anche in Veneto.